Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini. Dunque si gioca questa sera per quanto riguarda il campionato nazionale di Serie A1, l'ottava giornata, e alla Pala Hockey di Forte dei Marmi la GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi incontra la Galileo Follonica. Giulio, buonasera, partita importante, Follonica ricordo secondo in classifica con 17 punti, ben più distante il Forte dei Marmi a quota 9. Sarà una partita importante anche alla luce del fatto che i due bomber rosso-blu, Ambrosio e Gil, sono assenti. Al loro posto troviamo Petrocchi e Lombardi, ma insomma il cambio, vero, con tutto il rispetto per i due ragazzi che si faranno, è un po' cattivo nei nostri confronti. Ma sì, anche perché intanto buonasera, e intanto è chiaro che sono due giocatori, Ambrosio e Gil, che non hanno bisogno di presentazioni e che soprattutto proprio nel reparto offensivo sono la spina dorsale. Al di là di questo però è anche vero che il Forte dei Marmi, abbiamo sempre detto che ha una rosa molto ampia, per cui è chiaro che può sopperire, è altrettanto chiaro che però ci sarà da sopperire in una maniera diversa, nel senso che se mancano gli attaccanti bisogna cercare, cosa che nell'hockey è tutt'altro che possibile, di far andare in rete gli altri. Il Forte dei Marmi lo ha già fatto altre volte, ha giocatori come Tornere e Illuzzi che sono tranquillamente in grado di essere risolutori, e poi credo che anche i tre giovani, Borgo, Petrocchi e Lombardi, abbiano la possibilità di dare fastidio, diciamo così, alla difesa dell'ex secondo portiere della nazionale, che da quest'anno, anzi da pochi giorni fa, praticamente ha dato il suo addio alla maglia azzurra. Parlo di Leonardo Barozzi ovviamente. Quindi è chiaro che il Forte dei Marmi ha notevolmente menomato il settore offensivo, però è anche altrettanto chiaro che una grande squadra come il Forte dei Marmi deve cercare in qualche maniera di ovviare. La storia dell'hockey, ma anche di altri sport, è ricca di partite vinte da squadre che erano molto incomplete e che magari sulle quali nessuno avrebbe scommesso. È chiaro che non è facile, anche perché l'avversario, e qui arriva a parlare del Follonica, che ha un'assenza di peso, anche il Follonica, che è Bonarelli, però è sicuramente molto meno rilevante di quelle due a livello di esperienza, di maturità eccetera, che mancano nel Forte dei Marmi. Il Follonica, reduce dal pareggio casalingo di mercoledì, è comunque una formazione iper collaudata, ha cambiato pochissimo, anzi quasi niente, e quindi può contare proprio su quella amalgama che altre formazioni non hanno. Tra l'altro ha recuperato anche lo sfortunato Banini, che non è riuscito a disputare i mondiali proprio per un infortunio poco prima, e quindi è, a parte Bonarelli, in formazione al completo. Quindi interessante veramente vedere come sarà questa partita, soprattutto interessante vedere come il Forte dei Marmi cercherà di ovviare. Non ho citato Chicco Rossi, che però è l'unica vera punta di ruolo che c'è nel Forte dei Marmi a livello di formazione, che nelle rotazioni abituali è chiaro che da lui ci si aspetta un lavoro superiore al solito, però ripeto, il Forte dei Marmi ha giocatori, e li vediamo adesso in pista, Torner, Gual e Illuzzi, che non è che hanno grossi problemi. No, Illuzzi è uscito, quindi non parte nel quintetto, parte Cinquini, Rossi, Gual e Torner, però insomma sono tutti potenziali rifinitori. Vedremo, ripeto, sarà una partita molto interessante, anche proprio per vedere come si risolverà queste assenze, il Forte dei Marmi come riuscirà a ovviare. Bene, io intanto prego la regia velocemente le due formazioni se possibile. Iniziamo dal Follonica, eccola che arriva, ovviamente la squadra allenata dal supercampione Sergio Silva, vede in porta Leonardo Barozzi, il suo secondo è Gabriele Irace, poi Jacopo Mariotti, Davide Vanini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Panini, Alberto Capitu, Fernando Monticelli, Didac Liopet. E per quanto riguarda il Forte Armi, velocissimamente, intanto c'è il primo fallo a carico del Follonica. Vediamo poi le formazioni, le vediamo poi in seguito. Vediamo in pista al momento dunque Ignate Barozzi fra i pali da una parte e dall'altra, il Forte Armi con Gual, Cinquini, Rossi e Torner, Federico e Marco Pagnini, Monticel e Davide Panini, perciò formazione tipo per quanto riguarda il Follonica che va a manovrare.
Prima di entrare in cronaca, Giulio, è doveroso un saluto all'amica Simona da Follonica, ricordando almeno personalmente di fare particolare attenzione ai portieri qualora ci fosse una sostituzione, ricordiamoci di segnalarla. Ciao Simona, senza ovviamente nessuna polemica, da soltanto no, anzi, per mandare grazie. un saluto, perché ci ha segnalato poi una cosa importante che in quell'occasione noi non abbiamo visto. Forte dei Marmi che viene in avanti, Chicco Rossi in possesso di sfera, sponda destra per lui, dietro porta Gual, cerca un compagno, manovra addosso Marco Pagnini, aspetta il piazzamento, si allarga per Cinquini poi in orizzontale per Torner, ancora Cinquini per Torner, cerca le percussioni in fascia destra Torner, al centro per il tentativo di Rossi che però non riesce a raccogliere sfera, lo fa in questo momento, si gira, va alla conclusione, Barozzi è ben piazzato, non ha eccessiva difficoltà a fermare il tiro dell'avanti rossoblu e poi impostare il Follonica con Montigel in orizzontale per Marco Pagnini per Federico, ancora Montigel, allarga per Banini, il blocco Banini per Pagnini che tenta il tiro da posizione defilata, sfera alta, niente da fare, continua il Follonica a manovrare, ancora 13 secondi, ci prova adesso la lunga distanza Montigel, ma la sfera è intercettata molto bene da Cinquini che può impostare l'azione d'attacco. Cinquini per Torner, fascia destra per Torner che poi prova la conclusione, si oppone però molto bene Barozzi, ancora una volta Barozzi, poi è Gual che cerca di andare a conquistare sfera, lo fa ma commettendo il primo fallo di squadra. A quota 1 il Forte dei Marmi, a quota 1 il Follonica, 0-0 il risultato, se ne sono andati 2 primi e 23 secondi con la punizione in favore del Follonica. Siamo praticamente al limite dell'area di rigore. Federico Pagnini e Montigel che porta avanti sfera, poi la cede all'indietro per Marco Pagnini, movimento per cercare l'uomo libero, trova adesso Fede Pagnini che però è costretto a girare a ritroso, Banini in possesso di sfera ancora per Montigel per Davide Banini, la conclusione smorzata, passa al lato, Gual va a riconquistare sfera, la rilancia su Chicco Rossi per Gual ancora, bisogna uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento con l'appoggio per Tornare da questi a Chicco Rossi attaccato, l'arbitro dice che però c'è la trattenuta di Rossi, il fallo è a carico del Follonica che torna in avanti con Banini. Giulio, non mi sembravi troppo convinto. No, mi sembrava che Rossi fosse agguantato all'avversario proprio perché l'aveva spinto e cercava di mantenersi comunque in equilibrio, comunque lo stesso. Ricordo gli arbitri sono Alessandro Eccelsi e Edoardo D'Alessandro, intanto c'è l'incursione, questa volta è Riccardo Gnata che ci mette la stecca, ferma l'azione, può rimpostare l'azione con calma Cinquini per Torner ancora, è un Forte dei Marmi che deve fare, intanto Barozzi sventa il tiro di Torner, Forte dei Marmi che deve fare di forza virtù perché ovviamente senza il pacchetto offensivo Gil Ambrosio bisogna fare particolarmente attenzione e cercare di sfruttare le occasioni che si presenteranno. Ancora Banini per Montigel, da questi a Marco Pagnini, percussione di Pagnini, la conclusione smorzata, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione è in favore del Follonica quando se ne sono andati 4 primi e 0,8 secondi. Risultato 0-0, 2 falli a carico del rossoblu, a quota 1 per i maremmani. E dunque si riprende a giocare con la sfera sul vertice basso alla destra di Riccardo Gnata, Banini per Marco Pagnini, dietro porta Fede Pagnini, poi sbaglia tutto, se ne va a Gual per Chicco Rossi, ci prova Rossi ma fa buona guardia Montigel che scarica su Banini, da questi a Montigel ancora, la mette al centro per Banini ma la sfera è riconquistata, attenzione contropiede per il rossoblu con Torner, si allarga Torner, tenta il tiro accompagnato, non ha difficoltà Barozzi a fermarlo e c'è adesso l'attacco del Follonica smorzato molto bene, attenzione Gual, torna dall'altra parte Torner
la mette al centro, poi però è costretto a uscire dalla zona calda Cinquini per l'intervento difensivo e poi un po' di confusione, la sfera è riconquistata dai biancazzurri che possono reimpostare l'azione. Maremmani dunque in avanti con Banini per Marco Pagnini. Pagnini si ferma, era scivolato Davide Pagnini, ancora Pagnini, percussione di Pagnini, il tiro smorzato, sfera che finisce al lato, la riconquista Chicco Rossi per i suoi, imposta l'azione su Eric Torner. Torner ancora per Marc Gual, Gual ancora, poi la mette lunga in profondità per Chicco Rossi, ha davanti a sé Fede Pagnini, Rossi all'indietro per Torner, Torner per Cinquini, l'accelerazione di Cinquini, arriva fino a fine corsa, due avversari su di lui, l'aiuto della sponda per Gual, tentativo di Gual per Rossi che si gira molto bene, la sfera trattenuta da Barozzi e questa forse è la prima vera occasione pericolosa per quanto riguarda questa gara, casca sulla stecca di Chicco Rossi che si gira molto bene, ma buona, ottima la risposta di Barozzi. 19-03, 0-0 il risultato, l'ingaggio, la sfera che rimane a centro area ma è Banini che se ne va, Banini attaccato, gira sfera all'indietro, intanto se ne sono andati 6 minuti del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. Giulio, è un Forte dei Marmi che fa molta attenzione alla fase difensiva. Sì, senz'altro, ma sta anche sviluppando delle buone azioni offensive con grande varietà, perché non c'è un'unica fonte offensiva e quindi è chiaro che tutti si stanno sacrificando. Abbiamo visto sia Torner in conclusione che in postazione, stesso discorso per Rossi che è ovviamente quello più presente in area, ugualmente è così Cinquini, quindi come prevedibile sta cercando di sopperire con il collettivo alle due pesanti assenze. Intanto la sfera è riconquistata dai rossoblù e ci sono movimenti in panchina, pronto Llobet sulla panchina maremmana, fuori Chicco Rossi, dentro il Luzzi per la panchina rossoblù, anche Borgo si prepara vicino al cancello, vediamo mosse e contromosse ovviamente. Gual poi perde sfera, la riconquista Montigel, da questi a Davide Banini, percussione di Banini, arriva fino al dietro la gabbia di Riccardo Ognata, ancora Davide Banini per Fede Pagnini, Marco adesso in possesso di sfera, cerca e trova arretratissimo Montigel che ha un varco per la conclusione, è un tiro dalla lunga distanza che fa 1-0 per il Follonica, molto ben studiata, giocatori larghi per aprire la difesa, sfera all'indietro, missile nel traffico. Che cosa può fare Ignata quando ci sono 4 uomini da davanti non si sa, di fatto dopo 7 minuti e 26 secondi 1-0 Follonica. Giulio. Sì, gran gol di Montigel che sono un po' una cosa che gli riesce abbastanza bene anche queste conclusioni, anche se è un uomo d'area, e chiaramente la partita si mette abbastanza con difficoltà. Intanto è entrato anche Borgo nelle file del Forte dei Marmi, anche Borgo non è in perfette condizioni, parlavo prima sempre problemi di pubalgia, però è chiaro che c'è da stringere i denti in certi momenti. Dicevo che è chiaro che è un momento difficile per il Forte dei Marmi che aveva fatto vedere delle buone cose, però poi il gol l'ha fatto il Follonica. Esatto, 1-0 dunque, passa il Follonica con un grandissimo gol dalla distanza, ma studiato molto bene, i giocatori là davanti, ce n'erano 4 fra rossoblù e biancazzurri, adesso il tentativo di incrocio è di quelli importanti ma non riesce. Torner va alla conclusione, questa volta deve impegnarsi tantissimo e si arrabbia pure Barozzi con i propri compagni, ma attenzione che è Marco Pagnini che poi sfoderasi la Colt ma spara fuori dallo specchio della porta e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Intanto pronto un nuovo cambio, dentro anche Luca Lombardi, fuori Cinquini che si è dibattuto molto, fuori Montigel, dentro Francesco Banini. Dunque iniziano a cambiare le formazioni, è Torner per Borgo, fascia destra per lui, Borgo ancora, l'accelerazione la mette al centro e questa volta deve fare gli straordinari Barozzi, ma attenzione che siamo dall'altra parte.
Buona occasione per il rossoblu, ma di fatto il risultato rimane sull'1-0 per il Follonica. Forte dei Marmi che comunque risponde presente al gol del Follonica. Francesco Banini, Francesco l'accelerazione, poi dietro porta per Davide, la sfera schizza lontana, la recupera Borgo che la lancia nel tentativo di servire subito di primissima attenzione Torner, ma Marco Pagnini fa buona guardia. Resta è Francesco Banini per Marco Pagnini, 2 Banini e 2 Pagnini in pista, c'è di che impazzire. Francesca ancora per Marco, per Davide, il più arretrato, cerca e trova Marco, si allarga, poi va alla conclusione che però è smorzata, Torner se ne può andare da solo, Torner per Borgo che ha un rimbalzo maligno, poi cerca di piazzarla, buona l'intenzione, ma attenzione dall'altra parte che questa volta è la traversa a salvare Riccardo Ognata, poi ha un guizzo felino e la toglie dalla stecca di di Davide Banini, e c'è il primo time out chiesto dal signor Sergio Silva, allenatore del Follonica. Ricordo il risultato quando mancano oramai 9 minuti e 0-1 alla fine del primo tempo. 1-0 paga il gol di Monticella al 7:26. Buon Forte dei Marmi, 3 falli a carico dei rossoblu, a quota 1 in Maremmani. Giulio. Sì, grossa occasione per il Follonica, ma del resto è chiaro che il tema tattico del Forte dei Marmi deve cercare di scoprirsi un po' di più e quindi si espone al contropiede del Follonica, alle ripartenze, quindi è un momento abbastanza delicato. La squadra ha fatto vedere comunque buone cose, ora vediamo con la linea ancora più verde con Borgo e Lombardi. Fra l'altro Lombardi è stato il miglior realizzatore del girone della Coppa Italia di Serie A2, gioca ovviamente anche nella formazione di A2 e ha fatto veramente delle ottime prestazioni. Chiaro che il palcoscenico della 1 è diverso, però il ragazzo si sta dando molto da fare e vediamo quello che riuscirà a fare anche stasera. Non è la prima esperienza in A1 comunque la sua. Dunque si riprende a giocare il Forte dei Marmi in pista con Chicco Rossi, Torner, Borgo e Lombardi, risponde Fede Pagnini, Francesco e Davide Banini e Liobet, Didac Liobet. Dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, chiesta la distanza, il signor D'Alessandro la fa rispettare, la sfera in profondità per Chicco Rossi, Rossi ancora che si allarga, l'appoggio è per Borgo, per Lombardi, da questi a Torner che cerca la percussione, supera l'avversario, ci prova una mano sul secondo palo per Rossi, ma c'è l'anticipo della difesa biancazzurra, poi il tiro di Pagnini e poi è veramente incredibile quello che riesce a fare Riccardo Ognata, rimasto a terra sul palo lontano, se ne avvede Francesco Vanini che gira dietro la porta, tenta la conclusione, ma un guizzo di Riccardo Ognata dimostra chi è il portiere della nazionale. La sfera è comunque ancora per i biancazzurri, ancora vicinissimi al gol. Federico Pagnini, da questi a Banini, Liobet, all'indietro per Davide, cerchio di centropista per lui, Francesco Banini, Fede Pagnini per Francesco Banini che cerca di andarsene, lo ferma molto bene Lombardi che poi cerca il filtrante e non riesce per l'intervento, forse importante, forse casuale. Di fatto il Follonica torna in avanti, è un Forte Marmi che adesso deve stringere i denti sulle folate offensive dei biancazzurri. Ovviamente tutte le volte che riconquista sfera cerca di andare a puntare il portiere avversario, ma insomma è un Follonica molto esperto, ben piazzato in pista, che adesso ci prova con una conclusione dalla distanza. Ancora Lombardi su Banini, poi si intromette anche Borgo, lotta all'angolo, la sfera è però per i biancazzurri, dall'indietro per la conclusione che passa al lato, poi recuperata pallina dal Forte dei Marmi, Chicco Rossi per Lombardi, il tiro di Lombardi murato però dall'avversario, ci prova ragazzo, dimostra come diceva Giulio personalità.
e poi sfumano i 10 secondi per il pressing in attacco dei rossoblu, e dunque quando mancano 13:17 il Forte Marmi torna in fase offensiva. Fuori Torner, turno di riposo, dentro Marc Gual, battuta in questo momento, no, viene posizionata la sfera in questo momento, Chicco Rossi sulla sfera per Petrocchi, poi il tiro passa di un soffio sopra la traversa, la palla è ancora per i biancazzurri. Petrocchi è subentrato a Borgo, riprova tutto il mister Molina per scardinare la difesa biancazzurra. Ancora Francesco Vanini ha la possibilità del tiro, Lombardi lo intercetta, ma poi rimbalzo premia ancora l'attaccante biancazzurro. Liobetta allora la gira all'indietro per Banini, tiro di Banini, poi subentra Lombardi, la sfera è per Petrocchi, fascia destra per lui, Petrocchi arriva fino a dietro la gabbia di Barozzi, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, poi la dà all'indietro per Marc Gual, Gual ancora al centro per Petrocchi, il miracolo di Barozzi, questa volta si può parlare sinceramente di salvagente per il Follonica, perché si era girato molto bene, servito molto bene, corre ai ripari, fuori Pagnini, dentro Montigel, dunque Silva corre ai ripari dopo questo pericolo, sfera all'indietro, Francesco Vanini, Montigel, ancora Francesco Vanini, ha la possibilità del tiro murato, Lombardi in possesso di pallina, Lombardi ancora, poi cerca il filtrante, intercettato in una qualche maniera da Liobet la sfera, dunque ancora un cambio, fuori Davide Vanini, dentro Marco Pagnini, poi è tentativo in giravolta, fermato irregolarmente, il fallo di squadra a carico del Forte Marmi, diventano 4, a quota 1 il Follonica che ricordo è in vantaggio per 1-0 grazie al tiro alla distanza di Montigel, tiro preciso nel traffico, niente ha potuto Ognata, era praticamente impossibile vedere arrivare la sfera, aveva 4 uomini davanti alla porta, adesso è Marco Pagnini per Liobet, ancora lui per Montigel all'indietro per Pagnini, Pagnini cerca l'incursione, poi il gioco aereo che non riesce, ma è ancora Pagnini che fa la conclusione, che passa alta sopra la traversa, e c'è il time out chiesto questa volta dalla panchina rossoblu, e quando mancano 10:51 alla fine ancora 1-0, gol di Monticello al 7:26, 4 falli rossoblu, a quota 1 il Follonica. Giulio, qualche buona azione, i ragazzini sembrano ragazzini terribili. Sì, è stato Petrocchi è stato fermato da un grande intervento di Barozzi, bravissimo in uscita, più merito di Barozzi che demerito di Petrocchi, e mi è piaciuto molto Lombardi nell'azione successiva perché aveva Petrocchi vicino, ma ha provato a dare la palla avanti a Gual e ne è venuto fuori un passaggio quasi perfetto, peccato che non sia riuscito fino in fondo, però ecco, ha visto bene, ha fatto la cosa più difficile, diciamo, era più semplice darla a Petrocchi che era vicino a lui, invece ha provato proprio nel mezzo della difesa a tagliarla tutta del Follonica e a servire Gual, quindi anche personalità per Lombardi. Senza ombra di dubbio, abbiamo già avuto modo di commentarlo e di vederlo per quanto riguarda la Serie A2, è un giocatore che ha dei numeri veramente importanti e si sta ritagliando a mio avviso anche uno spazio qua dentro, perché non è la prima volta che va a calcare la pista, anche in quel di Francia durante la Coppa è stato utilizzato molto bene. E adesso c'è un nuovo cambio, esce Chicco Rossi e torna in pista Enric Torner. Petrocchi, fascia destra, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, trova Torner, esce dalla zona buia Enric Torner, si allarga Torner, poi deve servire, trova ancora Petrocchi, fraseggiano i due, poi c'è il fallo il blocco irregolare, la sfera è per Gual ancora cerca e trova Luca Lombardi si allarga, finta il tiro, poi ci prova, la sfera rimane lì,
è però Marco Pagnini il più veloce a rimpossessarsi la pallina, a riportare in avanti. Si schiera a difesa della squadra la GDS Forte dei Marmi, va a manovrare il Follonica. 10 minuti alla fine, 1-0 Follonica, gol di Montigel. Attenzione, ancora Montigel in possesso di sfera, da questi a Liobet. Adesso Marco Pagnini all'indietro per Francesco Vanini. Vanini, la conclusione dritto per dritto, gli risponde Riccardo Ognata. Attenzione, Marco Pagnini ancora, arriva fino a fondo pista prima di servire Liobet, incrociano i due. Pagnini in orizzontale per Montigel, da questi a Liobet, che poi va alla conclusione, rimbalzo favorisce ancora il Follonica con Francesco Pagnini attaccato. Cerca il passaggio per Montigel, per Francesco Vanini, per Marco Pagnini, che poi la mette al centro, dove però c'è l'anticipo di Torner, la sfera recuperata da Gual, rimpostata l'azione per Rossolu su Petrocchi, in fascia sinistra Petrocchi, torna ancora indietro a Marco Gual, da questi a Enric Torner. Torner per Lombardi, il dribbling, si ferma, poi l'appoggio è per Torner ancora al centro per il tentativo di Petrocchi, che però poi è smorzato. La sfera adesso è altissima e la stecca di Monticella, a mio avviso pure, ma l'arbitro dice che si può proseguire, non c'era nessuno del paraggio, dunque Panini può girarla all'indietro per il Follonica. Marco Pagnini in possesso di sfera, 8:30 alla fine del primo tempo, 1-0 il risultato. Ancora il tentativo di filtrante al centro, ma c'è l'intervento di Torner, poi in una qualche maniera Torner con un pattino, c'è la punizione in favore del Follonica. Sfortunato in questa occasione il nostro Enric, la pallina è per Vanini, per Montigel, dietro porta Liobet, cerca di farsi vedere Vanini, ma fa buona guardia a Torner, poi la sfera è lunga, ma c'è comunque Gual all'indietro, è un passaggio per Francesco Vanini, che si era appostato molto bene, poi sfuma la possibilità del contropiede, si lamenta Francesco Vanini con Liobet. Ancora Monticelli in possesso di sfera, schierata la formazione rosso-blu, 7:44, Liobet in possesso di pallina, la sfera all'indietro per Montigel, ancora per Montigel la sfera, intanto Rossi e Cinquini pronti al cancello, siamo al limite del 45, il tentativo è fermato, la sfera è per Gual ha davanti a sé tutta la squadra bianco-azzurra, adesso è Torner ancora, intanto è entrato Chicco Rossi, è entrato anche Cinquini, dunque fanno il loro ritorno in panchina. Adesso c'è questo fallo che ero distratto, non ho visto cosa è successo. Praticamente, eccolo qua, lo vediamo, è passato involontariamente perché c'era Rossi su di lui con Francesco Vanini che ha colpito, sembra niente di grave, particolarmente grave, magari doloroso senz'altro, e Gual sembra in grado di riprendere il posto. Anche perché Chelsea gli prende e gli porge la stecca. Abbiamo già dato nelle ultime settimane, abbiamo già dato in abbondanza. Tanto vediamo il Chelsea che ha qualcosa da dire a Marco Gual. Dunque Gual, Cinquini, Torner e Chicco Rossi, Montigel, Marco Pagnini, Liobet e Francesco Vanini pronti al cancello, sono in tre Caviddu, Davide Vanini e Fede Pagnini. Barozzi torna in pista, prende posizione, la punizione già battuta, Torner all'indietro per Gual, da questi a Cinquini si allarga, il missile di Cinquini è però murato, la sfera è per Chicco Rossi, supera Montigel, la cede dietro porta per Torner va alla conclusione, la sfera è però parata da Barozzi, adesso è Montigel
Montigel che cerca il filtrante, fa buona guardia il Forte dei Marmi, la sfera, poi Torner cercava il passaggio veloce ma con un po' di fortuna è riuscito comunque a mantenere il possesso della pallina, poi se la portano via molto bene i giocatori del Follonica che tornano in avanti, in questa occasione un po' morbida la difesa rossoblu. Montigel per Francesco Panini, per Marco Pagnini, ancora Montigel in profondità agli Ovet, 6 minuti alla fine del primo tempo, 1-0 il risultato, gol di Montigel al 7:26, la sfera al centro, Chicco Rossi attaccato, l'appoggio è per Torner, per Gual che incrocia bene, ancora una volta è il guantone di Barozzi. Intanto fuori gli Ovet, dentro Davide Panini, il nazionale azzurro torna in pista, ancora una buona occasione per il Forte dei Marmi, a buona risposta del portiere. Adesso Rossi scivola al limite dell'area di rigore, dunque la sfera viene riconsegnata al Follonica che effettua un nuovo cambio, dentro Federico Pagnini, fuori Monticello, la sfera è però per Cinquini, da questi a Gual, ancora Gual, punta l'avversario, cerca di andarsene, poi in area di rigore riesce a servire a ritroso un compagno, Enric Torner dietro porta ma c'è il fallo e dunque la punizione, fuori Gual, dentro Borgo, dunque Andrea Borgo, tutto pronto per la battuta, la sfera è per Borgo che ovviamente, avendo giocato pochissimo, ha anche la difficoltà del tempo partita, è un giocatore molto importante, non in perfette condizioni ma oltretutto anche questa problematica. Adesso il tiro è fermato e dunque il Follonica che può tornare in avanti con Francesco Panini, tanto fuori Pagnini e dentro, se non vado errato, con il numero 24 è Capiddu, autore di 2 reti in questo campionato. Fede Pagnini per Davide Panini, Panini ancora, esce dalla zona buia, si allarga, va alla conclusione che però è altissima, la recupera Borgo, rimposta l'azione su Cinquini, Cinquini deve uscire da una situazione difficile, esce adesso dall'antigioco, ancora Cinquini per Borgo, poi l'arbitro fischia ma a mio avviso un po' troppo precipitosamente. Borgo poi recupera bene sfera fra 3 avversari, la dà per Torner al varco, la conclusione, poi sulla ribattuta di Barozzi arriva Chicco Rossi ma la sua zampata è ancora intercettata, dunque niente di fatto, vicina alla rete del pari, che a mio avviso non sarebbe proprio neanche del tutto immeritata, Giulio. No, anche perché comunque il Forte dei Marmi, al di là delle attenuanti, ma ha oggettivamente costruito delle buone occasioni. Non è una partita da tantissime occasioni da una parte e dall'altra, però insomma ecco, diciamo che si equivalgono abbastanza. Riparte il Forte. Borgo fa tutto da solo, poi spiazza l'avversario e incrocia, ma la sfera è alta di un soffio, dice al signor D'Alessandro è stata deviata, non è di questo avviso l'arbitro, assegna la punizione che avverrà dopo il time out chiesto dal Forte dei Marmi, avverrà con la ripresa avverrà con una punizione, con un tiro in favore del Follonica che adesso ovviamente si avvicina alla panchina così come il Forte dei Marmi, e poi alla ripartenza vedremo quello che sarà i quintetti in pista. Giulio, è comunque un Forte dei Marmi ben importante in fase difensiva ma presente là davanti, e anche i ragazzini mi sembrano ragazzini terribili davvero. Sì, anche perché anche in questa azione di Borgo si è visto, no, le potenzialità, cioè Borgo è un giocatore che era enormemente promettente quando era a Breganze, poi è passato al Monza, una stagione veramente disgraziata per gli infortuni, eccola qui l'azione, e insomma questi spunti qui ci fanno capire le grandi potenzialità di questo giocatore, che aveva fatto anche molto bene nel nazionale Under 17, era stato uno dei migliori, proprio l'unico anno giocato ad alto livello
prima della disgraziata, ripeto, stagione dello scorso anno a Monza, in cui ha giocato veramente poco. E intanto si riprende con Fede Pagnini, Cabiddu, Francesco Vanini e Davide Banini. Risponde il Forte Marmi con il Luzzi, Cinquini, Torner e Borgo. È Torner che va a pressare Sfera, la riconquista ma poi trattenuto, non può andare in contropiede, la pallina torna sulla stecca dei giocatori biancazzurri. Davide Banini, attaccato da Borgo, mantiene il possesso di Sfera, ancora Borgo su di lui, poi c'è il fallo per la trattenuta, la Sfera già battuta, Torner in possesso di pallina, aspetta il piazzamento dei compagni, poi serve Borgo e però solo la Sfera all'indietro per Torner, ancora Torner, supera un avversario, la mette al centro ma c'è Cabiddu in anticipo, poi è Cinquini che va a portare via Sfera, Francesco Banini, la serve a Torner per il Luzzi supera un avversario, scarica sul Torner, ancora i due, ora per Borgo, il tiro di Borgo ma c'è il fallo di Luzzi, dice l'arbitro. La punizione già battuta, attenzione Cabiddu per Francesco Banini, fermato poi in una qualche maniera il Follonica, la riconquista, 2:32, ma al momento è stato in questi ultimi minuti un buon Forte dei Marmi che ha avuto un paio di occasioni importanti, ma sappiamo tutti chi è Leo Barozzi e dunque ci ha messo molto più che una pezza. Francesco Banini in orizzontale per Davide, ancora Francesco Banini, questa volta Borgo va a cercare di intercettarlo, siamo ai limiti dei 45, il tiro, la deviazione, la Sfera è per il Luzzi deve difendersi, 1:50, il Luzzi per Torner, intanto fuori Borgo e dentro Luca Lombardi, attenzione Cabiddu, Lombardi entra, recupera la Sfera, rimposta l'azione, il Luzzi in possesso di pallina, sono 96 secondi di questo primo tempo a disposizione del Forte dei Marmi per cercare di impattare la gara, non è d'accordo ovviamente il Follonica, Cinquini dietro la porta di Barozzi, all'indietro per Torner, tanto Torner in avanti, poi grande Francesco Vanini gli porta via Sfera in maniera pulita e adesso questi 66 secondi sono per il Follonica. Ancora Davide Vanini per Fede Pagnini, Davide Vanini per Cabiddu, al centro, buona Sfera intercettata, Luca Lombardi se ne va, poi niente, l'arbitro dice che si può proseguire e questa volta non sono assolutamente d'accordo, aveva fatto fuori tutta la squadra del Follonica, è arrivata in area di rigore, è stato messo giù, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Ancora il Luzzi per Torner, stramiracolo questa volta di Barozzi, e a 23 secondi il Follonica può tenerla fino in fondo, ma mi sento di dire che va molto stretto il risultato. Facendo Silva ai suoi di guardare il cronometro. Intanto Cabiddu in possesso di Sfera, Fede Pagnini, Davide Banini, dall'altra parte per Francesco Banini, in orizzontale per Davide, 4 secondi, il tiro dalla lunga distanza e ancora Luca Lombardi che viene preso e messo giù, l'arbitro dice che non c'è nulla, fischia la fine del primo tempo che si chiude sull'1-0, gol di Monticella al 7:26, è servito un tiro a lunga distanza nel traffico per sbloccarla, da lì in avanti 5 falli rossoblu, quota 4 il Follonica. Giulio, a mio avviso è molto stretto. Beh, diciamo che un risultato di parità, onestamente chi ha visto la partita penso che possa condividere la nostra idea che sarebbe stato più giusto. Comunque conta chi gol li fa, e anche io ho qualche dubbio sull'intervento su Lombardi, perché al di là della bella grande azione, augurio comunque, sì, senz'altro,
di Lombardi, che aveva fatto tutta la pista praticamente, era uno scontro proprio fisico sui due, e è sembrato che si fosse un po' appoggiato il giocatore del Follonica sulle spalle di Orlandi. Comunque è inutile stare a recriminare, però il Forte dei Marmi c'è, ecco, quello sì, sicuramente il secondo tempo è tutto da vedere, tutto da giocare, perché è una partita molto equilibrata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, lo lascio ai suoi lavori per quanto riguarda la redazione sportiva della Nazione, la cronaca della Versilia. Un grazie al signore delle telecamere Giuseppe Nardini, al re dei pulsanti in regia Simone Polacci. Al momento vi lascio alle immagini, ci sentiamo per il secondo tempo.
Bene, torniamo in diretta qua dal Palahockey di Forte dei Marmi. Forte dei Marmi e Follonica si affrontano per questa ottava giornata per quanto riguarda il campionato di Serie 1 girone di andata. Forte dei Marmi sotto al momento per 1-0, paga il gol di Monticello al 7:26, ma intanto c'è la prima incursione rosso-blu, poi la sfera però è recuperata, attenzione, velocissima dal Follonica, ancora un contropiede, Torner per Chicco Rossi, cerca il filtrante per Torner che non riesce, poi ancora la sfera rimane in area di rigore, succede un po' di tutto, la riconquista al Follonica che riporta avanti sfera con Monticello. Monticello, Banini, Fede e Marco Pagnini, dall'altra parte Chicco Rossi, Luzzi, Gual e Torner, e 1-0 il risultato, ricordo, in favore del Follonica sulla pista del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che però è vivo e si è fatto vedere spesso. Intanto la sfera, c'è l'intervento falloso da parte di Fede Pagnini, l'arbitro dice che si può riprendere a giocare con la sfera sulla stecca di Luzzi, la dà in profondità per Chicco Rossi, Rossi ancora per Torner, Rick Torner, percussione in fascia destra, poi ci prova sul primo palo, non riesce ad ingannare però Barozzi che comunque deve chiudere e chiudere bene. Monticello in possesso di pallina, da questi a Fede Pagnini, Giulio, e abbiamo visto che insomma così come avevamo chiuso abbiamo riaperto, un'occasione da parte, un'occasione dall'altra, e c'è adesso Riccardo Gnata per Gual, Gual è solo, cerca un compagno, serve Chicco Rossi per Gual, il tiro Barozzi, e questa volta mi sento di parlare di miracolo, veramente di miracolo. Sì, grande parata perché era in posizione centrale, aveva provato proprio il tiro a colpo sicuro, grande parata, grande risposta di Barozzi. Intanto una beccata fra Davide Banini e Illuzzi, compagni di nazionale fino all'anno scorso, adesso è Gual in anticipo, serve Torner, si allarga Torner, l'ex compagno Fede Pagnini a disturbarlo, Torner nell'angolo, ne esce ma poi la sfera è recuperata da Fede Pagnini, da questi a Marco, ma ancora Gual, la porta via, la mette al centro, l'anticipo di Barozzi è provvidenziale per i suoi, attenzione Fede Pagnini, e questa volta è la stecca di Illuzzi a fermarlo, Illuzzi in possesso di pallina per Gual, per Illuzzi ancora davanti a sé Fede Pagnini, scusate Banini, la sfera è per Torner, in profondità per Gual, dietro porta Chicco Rossi, aspetta il piazzamento dei compagni, poi ci prova di prima intenzione Illuzzi, finisce a terra agganciato Chicco Rossi, l'arbitro dice che si può proseguire e corre sfera dall'altra parte con Torner che va a lottarla, ma la meglio Davide Banini per Marco Pagnini, da questi a Monticello, Monticello ancora per Marco Pagnini, per Monticello, in profondità Davide Banini, Banini ancora allarga per Monticello, la dà per Marco Pagnini, la percussione, il tentativo accompagnato, la sfera riconquistata, Forte Marmi che torna in avanti con Torner, il tiro di Torner è murato, però è Luzzi a recuperare la sfera. È un Forte dei Marmi decisamente più convinto, Giulio. Sì, molto, sta stringendo i tempi il Forte dei Marmi e sembra veramente che il Follonica sia in difficoltà in questo inizio di ripresa. In difficoltà sempre relativamente, perché abbiamo visto che poi le ripartenze sono micidiali, però è chiaro che quando il Forte dei Marmi spinge come in questo momento, tanto una conclusione da fuori di Torner che trova Barozzi sul palo alla sua sinistra, era difficile anche questa. Intanto la sfera viene messa al centro, ma c'è Barozzi in anticipo su Illuzzi, da questi a Monticello, torna in avanti il Follonica, Monticello, attenzione, arriva fino a dietro la gabbia, poi la sfera all'indietro per Banini, ancora Banini alla percussione, da questi a Marco Pagnini, Marco Pagnini attaccato da Gual, mantiene il possesso di sfera, Pagnini molto bene, sfera all'indietro, Davide Banini per Marco Pagnini, per Monticello, filtrante di Monticello, ancora Marco Pagnini che tenta la conclusione ma la sfera è intercettata, Gual in possesso di pallina, Gual ancora, l'accelerazione attaccato da Davide Banini, Gual mantiene il possesso di sfera,
cerca un compagno, lo trova dietro porta in Illuzzi, attaccato da Montigel, poi c'è il fallo, l'arbitro dà l'ingaggio, il signore Chelsea, ma a mio avviso questo era un fallo bello e buono, spintonato dentro contro la porta. E inizia la serie dei cambi, dentro Borgo, dentro Lombardi, fuori Chicco Rossi, fuori Illuzzi. Immagino che serva anche per non dare un abitué, un riferimento all'avversario, Giulio. Sì, penso anch'io, anche perché il Follonica abbiamo visto prima che più che partire a testa bassa ha cercato anche di far passare un po' di tempo, di gestire la pallina, anche se chiaramente con le regole attuali, no, con le azioni a tempo è difficile, però è chiaro che si cerca di spezzare il ritmo. Intanto ora riparte il Follonica, attenzione, molto bravo Gual che sta giocando un inizio di ripresa straordinario veramente. Adesso però c'è l'anticipo su di lui e dunque la sfera è recuperata da Davide Banini, un Gual molto convinto in questo inizio di ripresa, ancora lui in possesso di pallina, da questi a Luca Lombardi. Lombardi si ferma in maniera intelligente, fa girare sfera, era chiuso, inutile forzare un tiro e magari rischiare un contropiede. Adesso è Borgo che cerca di entrare, ci prova, mantiene il possesso di sfera, è dietro la porta di Barozzi, aspetta il piazzamento, tutti da una parte, bisogna andare a liberare un po'. Borgo per Gual ancora, poi viene messo giù e c'è il fallo numero 6 se non vado errato a carico del Follonica. A quota 5 il Forte dei Marmi. Intanto Gual ha qualcosa da dire a Davide Banini, poco prima era stato Illuzzi, probabilmente qualcosa non funziona, un po' nervoso il ragazzo. Adesso fuori Torner, turno di riposo per lui, dentro Cinquini, si cercherà di sfruttare anche il tiro. Intanto vediamo che c'è, è stato cambiato Banini, probabilmente anche Silva si è accorto che era un po' nervoso, tanto ha una panchina anche il Follonica molto lunga, quindi può permettersi il lusso anche di fare questo tipo di cambi, no? Per alleggerire un po' la tensione. Per quanto ci riguarda cambia poco perché è entrato Francesco Banini, perciò insomma sempre un Banini in pista abbiamo. Battuta in questo momento, Gual in possesso di sfera, supera Llobet, sfera all'indietro per Cinquini che la scarica in profondità per Borgo, non riesce però ad uscire entro i 5 secondi, perciò la punizione in favore del Follonica. Battuta in questo momento Francesco Banini per Llobet, buon anticipo di Gual che veramente ha iniziato il secondo tempo con un piglio importantissimo. Gual ancora in possesso di pallina per Borgo, all'indietro è Luca Lombardi si ferma, ha un ottimo tiro ragazzo, ci prova adesso Borgo, la sfera è intercettata, finisce fuori dal rettangolo di gioco e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 18:27. Paga ancora comunque il gol di Montigella al 7:26. Comunque dalle attenzioni che ci sono proprio su Lombardi per impedire il tiro, mi pare che Silva sappia molto bene che Lombardi è un ottimo tiratore. Senza ombra di dubbio. Adesso è Cinquini che ci prova, il palo pieno, sfortunato il Forte dei Marmi in questa occasione. Barozzi, e succede raramente ma era andato a farfalle, dunque occasionissima dalla lunga distanza di Cinquini, niente da fare. Più o meno dalla posizione dove ha segnato Monticello, un paio di metri più indietro, no? Alle volte le situazioni, no? E attenzione adesso che c'è il Follonica che ovviamente correrà ai ripari, perché dubito che Sergio Silva sia soddisfatto di come sta giocando la propria squadra. Pagnini attaccato da Borgo che porta via sfera, la cede a Cinquini, il missile dritto per dritto, gli risponde Barozzi, la riprende Lombardi, la cede a Gual per Lombardi supera l'avversario, supera anche il secondo, arriva al limite dell'area, finisce a terra e c'è il rigore e questa volta l'arbitro non può fare a meno di assegnarlo.
e adesso il rigore è stato dato, ma poi secondo me era meno netto di era quello meno rigore di quello di prima, sicuramente. ecco. Sì, però la stecca fra le gambe è stata infilata. Non l'avevo vista, sì. Quando sono passati 7:34, anche il tempo è abbastanza vicino, c'è il rigore affidato a Illuzzi. E adesso si conoscono benino. Un conto è ottenerlo, l'altro è trasformarlo. Vediamo. Specialmente quando davanti si ha Barozzi. Ovviamente era riferito a questo. Barozzi, che ricordo ha dato l'addio alla nazionale. Illuzzi si è mosso con deciso anticipo il portiere. Lo rivediamo. L'arbitro dice che si può continuare. Va bene, diciamo che il rigore è stato parato e dunque si torna a giocare. La sfera è per Llobet, la dà indietro a Fede Pagnini per Marco Pagnini che fa la conclusione, che passa fuori dallo specchio della porta, alta oltre l'altezza regolamentare, dentro Torner, fuori Illuzzi, è entrato per il rigore che a mio avviso andava ripetuto, ma l'arbitro dice che si può andare. Ancora Torner messo giù in area, l'arbitro dice che si può proseguire ancora e siamo già dall'altra parte. Attenzione che poi occasionissima il contropiede del Follonica e forse non è il caso di andare a discutere con l'arbitro, tanto fa quel che vuole, è meglio tornare a difendere perché abbiamo rischiato tantissimo. Se però questo deve essere il metro, forse è meglio applicarlo sempre. Sfera all'indietro, Francesco Banini per Llobet, per Fede Pagnini, Marco Pagnini, la conclusione dritto per dritto, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, rilanciata per il tiro di Lombardi che poi ci prova ancora, niente da fare, sfortunato, l'arbitro dice che c'è il fallo. Poi la sceneggiata di Llobet, veramente sta succedendo un po' di tutto. Fuori Gual che ha speso tantissimo, ha fatto questi 10 minuti, 9 minuti e 07 veramente a grandissimo livello, e dentro forze nuove con Petrocchi. Si lamenta ancora Torner e ne ha a mio avviso anche ragione. Tanto è Montigel che dà le dritte ai suoi. Niente Giulio, è stato questa prima parte di secondo tempo che, se avevo detto che meritavamo il pari, beh insomma mi sento di dire che qualcosina ci manca, ma del resto gol è quando la sfera entra e soprattutto quando l'arbitro la fischia, perciò è inutile stare a recriminare su queste cose. Torniamo a giocare con Petrocchi, Lombardi, Torner e Cinquini, Davide Banini, Llobet, Francesco Banini e Federico Pagnini. Fede Pagnini in orizzontale per Francesco Banini, ancora la sfera per Llobet, su di lui va Cinquini, Fede Pagnini in orizzontale per Francesco Banini, per Llobet, la sfera dietro porta per Davide Banini, che poi riguadagna i 45 secondi andando a toccare il portiere Riccardo Ognata. Adesso si gioca sullo stretto, Llobet tenta un alza e schiaccia improbabile che passa al lato, ma è ancora il Follonica in possesso di sfera. Adesso c'è il fallo dei rossoblu, il time out chiesto da Sergio Silva, e dunque si va alla panchina a prendere i suggerimenti. 14:50 alla fine, 6 falli Follonica, 5 Forte dei Marmi che al 7:34
si è visto con il Luzzi parare un rigore da parte di Barozzi, anche se a mio avviso andava ripetuto. Barozzi si è mosso con molto anticipo, il signor Eccelsi però ha deciso che non era così e dunque niente, panchine che vanno a cercare mosse e contromosse. Giulio, vedo che il Forte Armi continua a cambiare, adesso sono 5 in pista, vediamo chi abbandonerà, ma il fatto che sia entrato Chicco immagino che voglia dire che ci sarà una sostituzione. Sì, comunque no, una cosa che non mi torna molto, al di là delle considerazioni sull'arbitraggio, è che è stato un secondo tempo molto combattuto, ma ci sono stati pochissimi falli di squadra fischiati, e questo secondo me è un po' strano, perché insomma non è che sì, è stato combattuto, ma è stato combattuto anche non soltanto perché si andava veloci da una parte e dall'altra, ma perché qualche colpo c'è stato, no? Quindi al di là del rigore forse un maggior numero di falli fischiati avrebbe magari fatto così correre la partita in un modo diverso, cioè si rischia, se non si fischia regolarmente quando c'è da fischiare, che poi dopo ci sia ancora più nervosismo. Comunque al di là di questo il Forte dei Marmi onestamente meriterebbe il pareggio, l'avevamo detto, come detto giustamente nel primo tempo, e ha fatto veramente i primi 10 minuti della ripresa a altissimo livello, pur rischiando in un paio di occasioni sulle ripartenze. Tanto buon Petrocchi che serve Torner, dietro Cinquini, tiro di Cinquini, sfiora il palo, ancora occasionissima rosso-blu. Torner per Petrocchi, fascia destra per lui, l'accelerazione, lascia tutti sul posto, ma poi è costretto a fermarsi per la fase difensiva dei biancazzurri. La sfera è per Torner ancora, dietro porta, stringe Torner, cerca il filtrante, la sfera è stata toccata da un biancazzurro, dunque sono 10 secondi ma sfumano velocemente. Ancora Petrocchi, poi si lamenta Fede Pagnini, ma niente di fatto. Si riprende con la punizione in favore del Follonica per l'infrazione di secondi. Battuta in questo momento in orizzontale Fede Pagnini, da questi a Banini, Banini per Liobet che scivola, la sfera è per Fede Pagnini ancora il capitano per Liobet, cerca di andarsene, francobollato da Chicco Rossi, adesso è Francesco Vanini, sporcata la sfera, si rifugia all'angolo, ne esce Cinquini, fallo su di lui, settimo fallo del Follonica, a quota 5 il Forte dei Marmi. Intanto nuovo cambio, fuori Cinquini, dentro Marc Gual che riceve sfera in questo momento. Gual per Torner, eccolo qua Gual adesso, la sfera è buona, fascia destra per Gual che poi la mette al centro, finisce a terra Chicco Rossi e viene richiamato dall'arbitro, ammonito e assegnato il fallo a carico del Forte dei Marmi. E si diceva del nervosismo, Giulio, e lo stiamo vedendo. Infatti. Vabbè, in questo caso sono intervenuti gli arbitri, però insomma c'era un po' di perplessità sull'intervento di Rossi, probabilmente l'arbitro ha pensato che abbia accentuato, però forse magari qualcosa c'era. 13-10 alla fine, 1-0 il risultato in favore del Follonica, 6 falli a carico di rossoblu a quota 7 per i Maremmani. La sfera è per Montigel, richiamato in pista da Sergio Silva a dare un po' di lucidità alla propria squadra. Ancora Montigel punta, poi arriva al limite dell'area, finisce a terra. Adesso il fallo di Miata, c'era tutto, l'arbitro ha fatto proseguire e ci prova Rossi, spalle alla porta, il tiro no look con l'alza e schiaccia, buona la risposta di Barozzi. E dunque è un Follonica che torna in avanti dopo aver difeso con il proprio portiere. Ancora per Montigel attaccato, poi Liobetta, la meglio Torner, vola Torner, cerca il filtrante, gol! Migno! 1-1, eccolo!
Corner, gli rimbalza la sfera, la riprende, la mette dietro quando mancano 12:015. Turner fa 1-1 e dunque è una rete fortunosa nella riconquista della sfera, ma ottima nella conclusione. Sì, no, anche perché è stato molto bravo, è vero, è detto perfettamente, fortunosa perché ha avuto un rimpallo a favore, però era tutt'altro che facile riuscire a prenderla, e diciamo che ha fatto il forte Miami in una delle azioni forse meno belle di tutte quelle che ha costruito, però del resto conta metterla dentro, come dicevamo già nel primo tempo quando a segnare era stato il Follonica, peraltro con una grande azione di tiro di Monticelli. Quindi partita completamente tornata in parità, come secondo me era giusto che fosse già da un po', e vediamo adesso, perché adesso cambia il tema tattico. Follonica e Frate reduce da un pareggio interno la settimana scorsa, vediamo se, cosa che nell'hockey non esiste perché si fa per dire, se le due squadre si accontenteranno del pareggio. Intanto il tentativo di Lombardi, poi finisce a terra Francesco Banini. Si lamenta Monticelli che voleva più del fallo di squadra, ha ammonito anche lui. In questo caso hanno rispettato il copione i due arbitri, questa volta era D'Alessandro. C'è la punizione in favore del Follonica e Monticelli continua a lamentarsi, rischiando anche qualcosa io di onestamente più. Per falli così il blu l'ho visto dare, Anche sì, sicuramente. O non si fischia o se no forse il blu ci stava. Comunque insomma ormai ci siamo avviati. No, sicuramente, ma questo mi pare il metro di giudizio di questa sera, sì. È un metro di giudizio che non c'è metro di giudizio. E adesso c'è il time out chiesto da Molina, che ovviamente dopo il pari raggiunto vorrà cercare di portarsi, o meglio di tenersi a casa questi punti, ma è ancora un tempo lunghissimo. Infatti uno delle cose belle dell'hockey è quello, no? Che una partita di questo tipo in un altro sport, prendiamo il calcio, no? È chiaro che potrebbe essere già incanalata in un certo modo, ma nell'hockey il tempo che manca alla fine è praticamente infinito, perché può succedere veramente di tutto, e quindi non si può nemmeno pensare, no? Come avevo detto prima, proprio per fare una battuta, che le due squadre si accontentino del pareggio a questo punto della partita. Non esiste e non è mai esistito veramente, perché nell'hockey, ripeto, a volte un minuto cambia la storia di un mondiale, anzi pochi secondi cambiano la storia di un mondiale, figuriamoci quanti ne manca stasera di minuti. Intanto tornano le squadre in pista, Agnata, Chicco Rossi, un grandissimo sacrificio il suo là davanti, Luca Lombardi, Turner e Gual. La sfera è per il Follonica, che è in pista con Francesco e Davide Banini, Llobet e Monticelli. Francesco cerca il filtrante, la sfera rimane lì, poi Rossi a correre, Rossi in area, Rossi, e questa volta Barozzi si lamenta e minaccia Monticelli, perché è veramente l'occasionissima per il rosso-blu. E ancora Gual che va a recuperare la sfera, che rimane lì, attenzione, districa poi la situazione nel Forte dei Marmi, Rossi, poi finisce a terra Monticelli e Rossi, e l'arbitro, il signor D'Alessandro, dice che è l'8º fallo per il rosso-blu, la sfera per il Follonica, ma è ancora riconquistata. Il tentativo di Turner fermato, poi la trattenuta di Monticelli che con gran mestiere trattiene sfera. Adesso succede di tutto in area di rigore, il fallo a carico del Follonica, ma veramente qui bisogna che prendano una decisione, che sta diventando una situazione difficilissima. Richiamo ufficiale a Banini e l'8º fallo, no, il 7º fallo, mi sembrava fossero già a 7, erano già a 7, perciò è l'8º fallo, non è stata ancora aggiornata in questo momento. 8-8 e falli 1-1, il risultato 10-25, un tempo infinito da giocare e temo che ne vedremo delle belle. Borgo in pista, Borgo ancora al posto di Chicco Rossi per Gual.
all'indietro per Luca Lombardi, supera l'avversario, poi tenta la conclusione a centro dell'area. Lombardi fra due avversari riesce a servire dietro porta, ancora la sfera di ritorno di Borgo, scusate, di Gual, ma sporcata dall'avversario. È comunque ancora il Forte dei Marmi che manovra con Gual. Gual ancora cerca il filtrante, ma è Davide Manini che ha la meglio, poi grande Luca Lombardi, pulito sulla sfera. Mi ha ricordato un altro grande ex rosso-blu di Viareggio. Borgo ci prova e Barozzi guadagna ben più della pagnotta in questa occasione. Ancora Borgo, ma ancora niente da fare. E adesso è Torner che soffia a sfera. Borgo in anticipo su Monticel, ancora Borgo e ancora Barozzi. E lei ci prova il ragazzo e ci prova molto molto bene. Tocca sfera alla terra, la punizione già battuta, Marco Pagnini. Poi la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco, c'è la punizione, è un Forte dei Marmi adesso decisamente convinto, Giulio. Sì, fra l'altro devo dire è molto bello anche l'applauso che c'è stato proprio qualche minuto fa. Evidentemente il pubblico ha capito e sta vedendo l'impegno che la squadra sta mettendo in un momento oggettivamente difficile. Comunque vada a finire la partita, chiaramente il Forte dei Marmi ha fatto vedere che nonostante gli incidenti è sempre vivo. Ancora il Follonica a manovrare, Marco Pagnini per Davide Manini, per Francesco, esce dalla zona calda, attenzione Monticel, si parte dietro porta, su di lui c'è il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. Monticel vorrebbe rigore, signore Chelsea dice di no, a mio avviso era più dentro che fuori quei pattini, era sicuramente, se era fallo era rigore, diciamo così. Però insomma ci siamo abituati ormai stasera a decisioni strane. Attenzione che adesso si gioca in un fazzoletto, ci prova ma Borgo recupera la sfera per i suoi, bravo Andrea, fascia destra, si ferma, aspetta il piazzamento, serve Gual, 8,28, Torner per Borgo, a quota 9 per quanto riguarda i falli il rosso-blu. Luca Lombardi, poi da terra Monticel, c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. 9 falli per il rosso-blu, ci prova a Torner, sfera che si impenna, l'arbitro dice che non c'è deviazione, c'è dunque la punizione in favore del Follonica. Dicevo 9 falli rosso-blu, a quota 8 il Follonica, dentro Chicco Rossi, fuori Borgo, sappiamo non in perfette condizioni, probabilmente non lo vuole spremere il mister Molina. Ancora Davide Manini, 7,56 per Francesco Manini. Francesco Manini dietro porta, stringe Chicco Rossi su di lui, la sfera all'indietro per Monticella, da questi a Marco Pagnini. Pagnini per Monticella, la conclusione, e questa volta è Gnata a salvare il rosso-blu. Torner per Luca Lombardi, ancora Lombardi per Chicco Rossi, chiama lo schema Rossi, Lombardi esce dalla zona buia, poi in giravolta Lombardi, il filtrante per Chicco, niente da fare, ancora Barozzi, ancora il Follonica che torna in avanti, fioccano le occasioni da una parte e dall'altra, ma mi pare di poter dire che le più chiare fino a questo momento sono state quelle del rosso-blu, e c'è il 10° fallo del Forte dei Marmi. E dunque si riprenderà con la punizione di prima, che sarà affidata, immagino, a Francesco Manini. Dunque no, è Davide, mi sembrava che no, ora se ne sta andando anche lui, però sembrava lui.
Vediamo. Comunque vada a finire, a me è piaciuto più stasera il Fortenami di altre volte che giocava al completo. Senza ombra di dubbio, ma soprattutto abbiamo questa bella sorpresa sorpresa per, sì, fra virgolette ovviamente, a questi livelli, via, di questi ragazzi che, seppur giocando molto bene nella propria serie, è Davide Vanini. Due nazionali questa sera a confronto, il portiere della nazionale e l'attaccante della nazionale Davide Vanini. Vediamo chi avrà la meglio. Sappiamo che è molto bravo il tiratore, altrettanto il portiere. Il tiro, non c'è niente da fare, 2-1, torna in vantaggio il Follonica. Per farlo ha bisogno del 10° fallo e di un tiro diretto, tirato peraltro molto bene, ma di fatto torna in vantaggio la squadra maremmana. 7-0-9, 10 falli rossoblu a quota 8 il Follonica, 2-1 Follonica. Il gol del primo tempo di Monticelli, il pari di Torner e poi il 10° fallo col tiro diretto per Davide Vanini che trasforma, e adesso c'è l'11° fallo e Chelsea disperato per, a suo modo di vedere chiaramente, basta vedere le immagini del Chelsea, quella che reputa una sceneggiata di Francesco Vanini. Va Chicco Rossi a scusarsi, il contatto ovviamente c'è stato, tutto rimediato, si torna a giocare. alle volte si pensa, no, agli episodi. Allora, da quella posizione nel primo tempo Monticelli ha fatto gol, Cinquini ha preso il palo, tiro diretto del Forte Marmi non trasformato, tiro diretto del Follonica trasformato, e questa era una delle spiegazioni del 2-1 che stiamo vedendo a favore del Follonica. Senza ombra di dubbio adesso è il Forte Marmi che con Torner recupera la sfera, la serve a Chicco Rossi ma è sporcata la pallina, Rossi però mantiene il possesso, poi è trattenuto ripetutamente da Fede Pagnini, l'arbitro dice che si può proseguire, si scusa con i compagni per aver sprecato una sfera importante. Attenzione perché Marco Pagnini in possesso di sfera, subentra però Cinquini per Torner, per Luca Lombardi che viene richiamato in panchina, al suo posto Gual. La sfera è per Torner, Chicco Rossi, Torner ancora, dall'altra parte per Cinquini, ancora Gual. C'è il 9° fallo per quanto riguarda il Follonica, il tiro e il gol! E Chicco Rossi! Il tiro dalla lunga distanza, la deviazione sotto porta, il tiro di Cinquini, la tocca quel tanto che basta, e al 19:09 Rossi fa 2-2 e si torna a vivere e a giocare, Giulio. Sì, tra l'altro insomma Rossi è tutta la partita che l'ha cercato in tutti i modi, soprattutto con le girate, ma non solo, ha fatto gran movimento, credo che lo meriti tutto il gol Rossi. Attenzione, poi la sfera si alza ma la stecca è altissima, poi è Torner che la porta via a Monticelli, ma c'era una stecca di Pagnini altissima per controllare la sfera. Attenzione, ancora la pallina rimane lì, poi pastroccano un po' fra tutti e torna Banini che fa la conclusione alta, il fallo, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Non c'è stata deviazione, dunque la punizione è una semplice punizione dall'angolo con Cinquini e Torner sulla sfera. 5-22, 2-2 il risultato, sfera in profondità per Gual che fa correre Cinquini che arriva fino a fine pista, ancora Torner, si allarga, Torner si ferma, aspetta il piazzamento, serve per Cinquini, missila di Cinquini, la deviazione ancora di Chicco Rossi,
questa volta Foglio specchia, poi Rossi si beve per un attimo Montigel, ma rinviene l'argentino su di lui, ancora per Cinquini dietro porta, Cinquini per Gual, siamo al limite dei secondi, bisogna andare a tirare, ci prova e la deviazione del portiere sul suono di sirena, dunque il Follonica può tornare in avanti. Montigel 2-2 il risultato, Montigel ancora lui in possesso di pallina, poi subentra Torner, ferma tutto, serve Chicco Rossi, fascia sinistra per Rossi, per Torner, tentativo di penetrazione che non riesce, la sfera è per Gual, esce dalla zona buia, serve Cinquini per Gual, ancora il Forte dei Marmi per Rossi in area di rigore, trattenuto, mantiene il possesso, poi la perde, commette fallo, 12° fallo, c'è il time out chiesto da Roger Molina, che ovviamente vuole ragionarci sopra. 3:45 alla fine, 2-2 il risultato. Nel primo tempo Monticello al 7:26, poi rigore parato a Illuzzi, Torner fa 1-1 sul 10° fallo, il tiro diretto trasformato da Banini, Rossi spizzata sul tiro alla lunga distanza, 2-2 e c'è il time out. Dunque avremo questi ultimi minuti, Giulio, veramente al cardiopalma, sì, immagino. Anche perché poi il Follonica è a 9 falli, quindi è chiaro che tutto può anche cambiare, no? È una partita ancora in equilibrio, come lo è stata sempre fino ad ora, perché nessuna delle due squadre è riuscita. 2 volte a vantaggio il Follonica, 2 volte rimontato, molte occasioni, grandi parate soprattutto di Barozzi, qualcuno in meno anche per Gnata. Intanto riprendono posizione le squadre, Gnata, Gual, Torner, Borgo e Lombardi, Barozzi, Federico e Marco Pagnini, Davide Banini e Montigel. 3 minuti e 45 da giocare, 2-2 il risultato, 12 falli rossoblù, 9 per il Follonica. Batte sfera, vediamo quelle che saranno le indicazioni dei due mister. Marco Pagnini cerca la penetrazione, poi controlla con un pattino, attenzione Torner, tiro di Torner e il Migno! 3-2, rilanciata, sfera lunga, non ci pensa un secondo, lo rivediamo, pam, niente per nessuno. 3-2 Torner. Giulio, gran bella rete, soprattutto grande ripartenza, una volta tanto, no? Ne parliamo tanto di queste ripartenze, stasera meno reti, ma questa è stata veramente impeccabile come ripartenza per quanto riguarda il Forte dei Marmi, con Torner che si è trovato pochi metri fuori dall'area di porta in posizione centrale e ha centrato l'angolo. Niente da fare per Barozzi, del tutto incolpevole, e gran gol di Torner, che veramente questa sera, diciamo che se i giovani hanno fatto veramente tanto, sia Gual che Torner questa sera sono stati fondamentali. Senza ombra di dubbio è un Torner in grandissimo spolvero sia davanti che dietro questa sera, la doppietta personale. E dunque, quando mancano ancora 20 secondi alla fine del time out che era stato chiesto da Sergio Silva, allenatore del Follonica, riprendono posizione Borgo, Lombardi, Gual e Torner, Montigel, Marco Pagnini, Davide e Francesco Vanini, e cercherà ancora di cambiare le carte in tavola il signor Silva. 3:20 da giocare, sfera per Luca Lombardi, Borgo, Lombardi ancora, si ferma fra due avversari, sfera che si impenna, la stecca di Montigel è altissima, poi la botta di Montigel che in giravolta schiaccia Lombardi. L'arbitro dice che
ha accentuato, forse sì, ma di fatto la botta c'è stata. Voleva il fallo Roger Molina, il signore Chelsea va a spiegargli che non è fallo, è solo punizione per il rossoblu o ingaggio, vedremo adesso quello che sarà la decisione. Decide per l'ingaggio, dunque la sfera per Lombardi che viene messo giù da Monticel, c'è il cartellino blu a Monticel. Vistosissimo il fallo blu a Monticel quando sono passati 22 netti, e il tiro di prima se ne incarica Gual. 3-2 potrebbe essere, anche se non la svolta della partita, sicuramente dare una boccata di ossigeno al Forte dei Marmi. Gual contro Barozzi, porta sfera Gual, poi sfiora il palo. Adesso c'è una superiorità, 2 minuti di superiorità da sfruttare a pieno. Ancora Gual per Torner, per Gual ancora, per Borgo. Gual, possiamo anche aspettare l'ultimo secondo per andare a tirare, tanto guadagnare i 2 minuti. Lombardi per Torner, per Gual, per Torner ancora, per Gual, entra in area, ci prova sul primo palo, niente da fare, attenzione, la recupera il Follonica con Marco Pagnini, che ovviamente, essendo in inferiorità per quanto riguarda le reti, 3-2 per il Forte dei Marmi, deve anche fare di tutto per cercare di andare a trovare il gol. Praticamente potranno giocare, se non cambia risultato, ancora 1 minuto in parità numerica dopo la fine dell'espulsione circa. Intanto Torner per Gual, per Torner, ma la sfera è intercettata, attenzione da Marco, per Davide Manini, attaccato molto bene, se ne va Gual da solo. Gual poi cerca il tiro accompagnato su Barozzi, ma l'arbitro assegna la punizione al Follonica. 1:33. Intanto è Francesco Banini ancora che ha qualcosa da dire al signore Chelsea che lo richiama. Marco Pagnini, Francesco Banini, Gual su di lui, ancora per Davide Banini, Banini per Marco Pagnini, su di lui c'è Gual, tentativo per Francesco, per Davide Banini, poi la sfera, attenzione, che rimane a terra Borgo, l'arbitro, speriamo di avere un replay, non capisco cosa sia successo, se è caduto da solo, purtroppo non... Credo che sia stato toccato su una spalla, sembrerebbe, si sta toccando la spalla, probabilmente anche un intervento fortuito, forse fortuito, ma di fatto entrano i sanitari quando manca un primo e 11. Sono soltanto 11 secondi che ci separano dalla parità per quanto riguarda la parità in pista. Entrano anche i sanitari dell'ambulanza, tutti vicini a Borgo, che ovviamente dovrà lasciare la pista, e sarebbe veramente sfortuna allo stato puro. Sì, quando si dice che piove sul bagnato, no? Perché al di là degli infortunati che già il Forte Lamigià, ragazzo, stava appena riprendendo a giocare con un po' di continuità nonostante non fosse al top, adesso lo portano fuori con una borsa di ghiaccio su una spalla. Speriamo che non sia niente di che, soltanto la botta, e vediamo quello che assegnerà il signore Chelsea. Mancano
71 secondi alla fine, 3-2 il risultato. 9 falli Follonica, a quota 12 il Forte dei Marmi, si riprende con l'ingaggio. La sfera è per Lombardi che se ne va. Lombardi si ferma, aspetta il piazzamento, lo trova in Torner. Torner per Gual, finisce l'inferiorità numerica, dunque ancora Lombardi per Chicco Rossi, se ne va Rossi, la mette dietro per Lombardi, ancora Luca fra due avversari, dietro porta per Rossi, all'indietro per Gual, da questi a Torner che deve andare a tirare, poi c'è il fallo, il 10° fallo di Francesco Banini su Torner. Pezzo di bravura di Torner che ha fatto apposta, ha tenuto palla apposta per cercare di costringere al fallo il Follonica sapendo che era a 9, e così è andato. Del resto il Follonica non può fare altro in questa situazione. A 33 secondi dalla fine c'è da cercare di togliere la palla anche a rischio di commettere fallo. Forse è Lombardi che peraltro nella sua serie no, è Torner. 10° fallo, il tiro di prima affidato a Torner, e a 33 secondi potrebbe anche chiuderla veramente. Vediamo, e sarebbe un risultato veramente importantissimo per il rossoblu. Tutto pronto, Torner contro Barozzi, il tiro, il Vigno, Eric Torner la chiude lui, tripletta personale e fa 4-2 a 32 secondi. Può anche cambiare il risultato, ma non cambierà l'esito, perché credo che per 32 secondi non riusciranno a segnare 2 reti, avrebbe veramente del miracoloso. Intanto è Banini, Francesco Banini, che non ci sta e prende ancora una ammonizione ufficiale, e nel frattempo manda a quel paese l'arbitro. Ma battuta in questo momento Francesco Banini, ancora lui, il tiro murato, sfera che si impenna, finisce fuori dal rettangolo di gioco. 23 secondi secchi e duri ragazzi, 4-2 il risultato in quella che era la partita forse più difficile dal punto di vista degli uomini, sì. Senza Gil, senza Ambrosio. Togli pure forse. Stiamo dimostrando di essere una grande squadra. Ci prova ancora Riccardo sugli scudi, ancora Chicco Rossi, ma è Davide Banini per Francesco, poi ancora tutta la sera sul retro della porta. E quando mancano 4 minuti e 4 secondi, scusate, 7 decimi, c'è l'ingaggio, Lombardi messo giù, è blu, questo è un fallo di Francesco Banini che era nervosissimo. Cartellino blu a Banini. A 2 secondi ed è ancora Torner. Tiro, il palo di Torner, finisce qui con un Torner che ci porta insieme alla sua squadra veramente un balzo in classifica importante in quella che era una partita difficilissima a cose normali, è sempre stato con il Follonica. Partita equilibrata fino direi al 22esimo, poi il Forte dei Marmi ha preso il largo 4-2 con una serie incredibile di occasioni, tutti i ragazzi in pista, veramente tutta la panchina sfruttata, ma sfruttata alla grande. Apre le marcature al 7:26 Montigel, resiste Montigel e il Follonica fino al 12:55 del secondo tempo, con un Forte dei Marmi che strameritava già nel primo tempo il pari. Poi è Torner che fa l'1-1. Davide Banini
per il 10° fallo rossoblu, illude ancora la propria curva e porta in avanti il Follonica 2-1. Rossi l'ha spizzata, la sua specialità, 2-2, poi sale in cattedra El Nino, 3-2, 4-2 di Tornere, e poi nel finale avrebbe potuto anche allargare, è il palo a dirgli no. Ma io mi sento di dire un bravo a tutti, un bravo particolare per la personalità ai nostri 3 ragazzi che veramente sono stati chiamati a un compito difficilissimo. Pensiamo a un Petrocchi e a un Lombardi che sono là a sostituire un Ambrosio e un Gil e lo hanno fatto alla grande. Giulio, io non ne ho più, le ultime parole le lascio a te. Ma sì, diciamo ecco che come spesso succede nello sport, chiaramente lo commentiamo dal punto di vista di Forte dei Marmi, però questa è veramente una bella serata di sport, una serata in cui la squadra che sulla carta era decisamente più in difficoltà, perché non so quante squadre possano regalare a uno squadrone come il Follonica, che non dimentichiamolo era secondo in classifica prima di questa partita e forse dipende da come saranno gli altri risultati, lo sarà ancora. Ecco, non so quante squadre potrebbero regalare 2 giocatori di questo genere e uscire vittoriose con pieno merito, credo. Poi il bello da quando non faccio più le radiocronache e che le partite che io racconto, o meglio racconto insieme a te, la gente le può vedere, credo che non ci sia stato veramente nulla da eccepire, perché il Forte dei Marmi ha costruito di più, ha creato di più. Ripeto, proprio nel momento più difficile la squadra si è ritrovata e si è ritrovata proprio grazie a quei giovani di cui hai parlato, grazie a un Gual che forse, non credo di esagerare dicendo che ha giocato una delle migliori partite da quando è a Forte dei Marmi in questa sua seconda carriera. Quindi un Forte dei Marmi che ha dimostrato proprio non solo di avere una lunga panchina ma di avere anche tanta grinta, e credo che se c'era bisogno di far capire che il Forte dei Marmi avrà un ruolo in questo campionato lo si è visto stasera. L'importante è che la squadra sappia avere sempre questa grinta e questa determinazione in tutti i frangenti, non solo quando è in grossa difficoltà come è successo stasera. Grazie e buonasera. Bene, il mio grazie all'amico Giulio Arnolieri per il commento, lo lascio al pezzo che leggeremo domani sulla Nazione, redazione sportiva della Versilia. Grazie al signore delle telecamere, a Giuseppe Nardini, e se c'è un re dei bottoni, signori, li tocca tutti, è Simone Polacci in regia. Da parte di Fabrizio Ercolini non ce n'è più, la linea torna allo studio, ci sentiamo per la prossima.